Buongiorno ai nostri lettori del Messaggero Veneto, graditissimo ospite, il capitano, chiamiamolo il capitano dell'Udinese Calcio, Alessandro Calori, perché capitano si rimane tutta la vita, anche se non lo è più da qualche anno. Parlavamo adesso con Massimo Meroi, che ringrazio qui in redazione, del fatto che Calori è sbarcato a Udine quasi 30 anni fa. Sì. E c'è rimasto. E c'è rimasto, come tanti che sbarcano a Udine e ci rimangono. L'ultimo dei quali avete letto la scorsa settimana, il grande portiere Andanovic, che ha dichiarato: una volta smesso di giocare tornerò a Udine perché la ritengo la mia città. Calori, che sensazioni si hanno alla vigilia di Brescia-Udinese? C'è un po' di carne al fuoco, no? Sì, per me personalmente sì, sono state due tappe della mia carriera belle, tutte e due. Una appunto qui a Udine, dove sono stato 8 anni per lungimiranza, è l'esperienza più bella e più lunga che ho avuto. Brescia invece sono stato sia giocatore che allenatore in due volte, quindi sono due squadre che mi lega, a parte la parte sportiva, anche la quotidianità, l'esperienza di vita, no? Quindi sono due città che sono molto legate. Domenica sei d'accordo che si fa un pezzo di campionato dell'Udinese, un pezzo grande di campionato? Penso che sia domenica è una partita importante per tutte e due, nel senso che Brescia, certo che era col cambio di nuovo allenatore, si deve tirar fuori da una situazione non facile. L'Udinese ha l'opportunità, magari vincendo, di staccare ancora ulteriormente le 3-4 squadre che stanno lottando per non retrocedere, e quindi sarà una partita, non è determinante ma importantissima sicuramente. Una domanda da Marco, anche perché così la gente a casa, soprattutto i giovani, perché se lui è qui da 30 anni, i ventenni magari Calori non se lo ricorda. Un mio caro amico Marco stamattina mi ha scritto, sapendo che arrivava Calori: digli che io, abbonato da 40 anni, digli che io ho 4 giocatori nel mio cuore: Zico, Galparoli, Sensini e Calori. Tutti difensori. Cosa è? Perché quella volta si soffriva forse un po' più, non lo so, E con lui si è sofferto. insomma, tutti i difensori. Zico ecco. Che sensazioni hai? Sentire queste cose che magari ti ripeteranno anche andando in giro per Udine ancora. Sì, sono sensazioni belle, perché io sono arrivato qua quando l'Udinese era in Serie B, quindi faceva questo ascensore tra Serie A e Serie B. Poi è diventata, appunto, fortunatamente nel periodo che c'ero io, siamo arrivati la prima volta in Europa, e questo è il legame che ci lega forse, ma in modo particolare, a questa gente, a questa città, perché è stata la prima volta appunto dove io ero capitano, e insieme abbiamo raggiunto un traguardo impensabile, e passando appunto dalla Serie B fino ad arrivare lassù. E quindi la gente chiaramente, chi l'ha vissuta se lo ricorderà sempre a vita, credo. Quest'estate, quando c'era l'Europeo, che è venuto qui Biro, l'avete portato in centro a fare una passeggiata tu e Paolino Poggi. Sì. E lui però, mi raccontavate, era rimasto sorpreso del fatto che comunque la gente lo riconosceva ancora. Ma questo perché poi voi gliel'avete un po' spiegato? Perché comunque nell'immaginario collettivo quella rimane una squadra di riferimento anche per chi magari non andava allo stadio ed era piccolo, perché qualcuno gliel'ha raccontato cosa succedeva in quegli anni allo stadio. Sì, Questa è la cosa più bella, credo, in assoluto. Sì, no, lui era meravigliato, perché a parte che era tanti anni che non tornava, e gli ha fatto piacere in modo particolare. Poi andammo a fare un giro per la città, e tutta la gente lo fermava, e soprattutto quelli un po' più grandi si ricordavano della nostra esperienza di quel periodo là, perché è vero che eravamo la squadra, però eravamo anche un gruppo che non si concedeva, viveva le sensazioni con la gente, quindi c'era questo tutt'uno fra noi e il popolo friulano, che forse fa ricordare quel periodo in modo particolare. Ecco, cosa che oggi invece perché è cambiato il calcio, certo. non c'è più questo contatto quotidiano tra il calciatore o lo sportivo, comunque non per forza il calciatore o lo sportivo, ma no, direi più il calciatore, perché magari il giocatore di basket ha ancora questa possibilità, ma tra il calciatore
E la gente no. Sta un po' cambiando, ma non è una colpa specifica, sono cose, sono sensazioni umane che anche nel rapporto fra persone adesso ce n'è meno. Adesso, Io credo che i giocatori non sarebbero poi così tristi di avere un rapporto diretto, anche quelli di oggi. ma non credo, cioè, sono fatto, sai che certo coinvolgerti in maniera particolare devi entrare dentro un'idea. Io mi ricordo quando noi si viveva queste cose qua, era un obiettivo di tutti arrivare a raggiungere cose impensabili, quindi c'era un coinvolgimento, c'era un vivere, respirare l'aria che si respirava insieme facendo le camminate in centro, cioè non si aveva paura a unirci ai sentimenti. Questo fa parte di un'idea, perché era un gruppo, uno zoccolo duro, come si dice, cioè di un gruppo di ragazzi che cercava di coinvolgere tutti per raggiungere un obiettivo. Era una cosa, c'era grande motivazione, ecco. Ora non lo so, perché dire così sembra di parlare come vecchietti, no? Noi una volta, non è questo, stanno cambiando le cose nei rapporti umani, questo sì, perché c'è molta più, fra virgolette, freddezza, perché uno fa il suo lavoro giustamente o non giustamente e finisce lì. Per fare qualcosa di straordinario ci vuole qualcosa in più, perché se no le cose eccezionali non le fai, al di là delle qualità tecniche, delle qualità morali, però ci vogliono altre cose per fare un qualcosa in più. Ecco,